La passione per la politica in Sicilia, le esperienze personali e non il confronto tra ieri e oggi. L'intervista all'ex presidente della regione, Totò Cuffaro. Ognuno presenta il proprio libro insieme a Vittorio Sgarbi. Anche Vittorio Sgarbi ha svolto attività politica in Sicilia e la sua esperienza non si è conclusa. Anche per lui, felicemente, è stato sindaco a Salemi e poi è finita come sappiamo. La politica in Sicilia è una passione maledetta. Beh, Vittorio è una persona straordinaria, credo che sia una delle persone di più grande cultura che ha questo paese nel campo della storia dell'arte. Credo che non abbia assolutamente competitori, perché è veramente una persona straordinaria, persona di grande sensibilità. In questa sua sensibilità aveva maturato anche un'ipotesi di passione da poter esprimere politicamente facendo il sindaco di Salemi, dove ha avuto grandi idee che però sono andate a cozzare contro una realtà complicata e difficile di governo del territorio siciliano. Anche un uomo come Sgarbi, al di fuori da ogni dubbio, ma proprio lontanissimo da ogni dubbio, purtroppo è toccato di vivere una stagione non bella dal punto di vista della legalità. Io credo che questa sia una terra difficile, complicata, dove si rischia di fare un incontro sbagliato, di stringere una mano di troppo, di dare un abbraccio in più, ma proprio perché è difficile, proprio perché si rischia tutto questo, non bisogna sottrarsi dall'incontrare le persone, dare umanità e riceverla altrettanto, perché se nessuno sta in mezzo alle persone dando fiducia e dando coraggio, io credo che non facciamo il bene della Sicilia. Devo dire purtroppo che uscendo dal carcere dopo 5 anni ho avuto un'immagine di una Sicilia certamente più povera, con un'economia che non sta brillando, ma la Sicilia ha avuto momenti difficili nel passato, ma quello che più mi ha preoccupato oggi non è soltanto la povertà economica che c'è, quello che mi preoccupa di più è che è veramente terribile è che ho incontrato nelle persone una mancanza di fiducia, quasi non si avesse più voglia di organizzare la speranza, quasi non si avesse più voglia di scommettersi per costruire un progetto di futuro. Questa è una cosa terribile, perché quando non si ha fiducia nel futuro e quando non si ha voglia di organizzare la speranza, allora è una Sicilia destinata a morire e a perdere. Io mi auguro che almeno la speranza e la fiducia torni ad albergare nel cuore dei siciliani e torna ad essere la protagonista del nostro carattere.